Centinaia di video con contenuti pedopornografici con bambini anche in tenerissima età. La polizia postale ha arrestato un 66enne residente nel Veneziano e un 49enne del Vicentino. In campo San Bartolomeo a Venezia, flash mob ieri sera del movimento Global Sumud per solidarizzare con i membri della flottiglia contro l'arresto e il rapimento degli attivisti da parte di Israele. Maggioranza e opposizioni unite oggi in Regione per la storica firma bipartisan del progetto di legge a tutela del ruolo dei caregiver familiari in Veneto, progetto da €1 milione. Voglio una Ca' Foscari vicina a studenti e studentesse. Il nuovo rettore Marco Sgarbi è pronto ad affrontare le nuove sfide che si presenteranno all'insegna dell'innovazione. Domenica le dimore storiche aperte gratuitamente per l'omonima giornata nazionale, 40 le ville, i castelli e le residenze in tutto il Veneto. A Venezia le aperture a Stra e lungo la riviera del Brenta. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati. Apriamo, lo avete sentito dai titoli, con l'operazione della polizia postale che ha arrestato un 66enne residente nel Veneziano e un 49enne del Vicentino, recuperati centinaia di video con contenuti pedopornografici con bambini anche in tenerissima età. Un pensionato, un operaio e un insegnante di danza sono finiti nel mirino della polizia postale che ha arrestato un veneziano di 66 anni residente in centro storico ai domiciliari e un vicentino di 49 residente in provincia di Vicenza nell'ambito dell'operazione Luce contro le tenebre che ha smascherato una rete pedopornografica. Indagato un bresciano. Una indagine che è durata mesi, che ha impegnato i ragazzi della prima squadra del centro di Venezia e della sezione operativa di Vicenza e di Verona, impegnati per parecchi mesi. Questi mesi sono stati utilizzati per risalire alle tracce digitali di questi 3 soggetti che albergavano in ambienti, appunto, comunità di pedopornografi dedite allo scambio di materiale pedopornografico. 2 di questi 3 soggetti, ovviamente, una volta perquisiti, sono stati trovati un numero ingente, 500 file circa per ogni soggetto, di file pedopornografici di minori anche impegnati in atti sessuali di tenerissima età. L'attività investigativa del COSCA ha permesso di individuare i responsabili appartenenti ai diversi contesti sociali e professionali attraverso circuiti telematici dedicati allo scambio illecito di contenuti legati allo sfruttamento sessuale minorile, prendendo avvio dal monitoraggio della rete e dall'analisi delle tracce digitali lasciate dagli utenti durante la navigazione e le attività di condivisione online. Questo attraverso ovviamente anche la cooperazione internazionale che ha condiviso delle informazioni relative alle connessioni. Noi siamo particolarmente abili, diciamo così, a risalire dalle connessioni ai soggetti. Durante le perquisizioni 2 degli indagati sono stati arrestati in flagranza di reato. Una di queste 2 stava, nel momento in cui è stata eseguita la perquisizione, appunto ancora scaricando il materiale, ecco, con altri soggetti presenti in rete. La persona residente a Brescia, invece, al momento della perquisizione non era in possesso di materiale illecito ed è stato denunciato. Sequestrati inoltre numerosi dispositivi informatici, computer, smartphone, supporti di archiviazione digitale e account telematici con centinaia di immagini e video pedopornografici. Sarà sottoposto ad approfondite analisi forensi da parte degli specialisti della polizia postale al fine di verificare eventuali collegamenti con altre persone coinvolte e identificare possibili reti di condivisione più ampie, sia sul territorio nazionale che in ambito internazionale. Paura a Mestre per 2 episodi di violenza tra via Cappuccina e via Fogazzaro, dove mercoledì sera 3 cittadini bengalesi sono rimasti feriti. 2 le aggressioni, la prima all'interno di un barbershop bengalese di via Cappuccina. Una lite nata per un pagamento rifiutato sarebbe degenerata con danni anche alla vetrina del negozio. In via Fogazzaro invece il titolare di un ristorante bengalese è stato ferito al volto con il collo di una bottiglia rotta dopo aver riconosciuto uno dei presunti autori di un furto avvenuto nei giorni scorsi. I 3 feriti sono stati trasportati all'ospedale di Mestre, mentre le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti. La comunità bengalese chiede maggiori controlli e sicurezza nella zona.
Flash mob in tutto il Veneto e anche a Venezia, in campo San Bortolomeo ieri sera in sostegno degli attivisti della Global Sumud Flottiglia dopo lo scandalo dei video diffusi via web dei trattamenti loro riservati. Immobilizzati, bendati, sottoposti a trattamenti umilianti dalle autorità israeliane e dal ministro della sicurezza Ben Gvir. I manifestanti, inginocchiati a terra, hanno chiesto il rilascio degli ostaggi e la liberazione della Palestina. Maggioranza e opposizioni unite oggi a Palazzo Ferrofini per la storica firma bipartisan del progetto di legge a tutela del ruolo dei caregiver familiari in Veneto. Firma storica a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto, dove maggioranza e opposizione hanno dato il via libera alla proposta di legge regionale numero 10 dedicata ai caregiver familiari, ovvero a chi ogni giorno si prende cura di persone fragili, anziani o disabili. Il provvedimento, dal valore di poco più di €1 milione, ha il titolo Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno del caregiver familiare. La firma, quella del presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani. Cosa fa questo testo di legge? Permette soprattutto a queste persone di avere la certificazione del proprio percorso di cura e quindi poterlo spendere anche nel mondo del lavoro, la garanzia che queste figure siano integrate all'interno dei servizi sociali degli enti locali e quindi far sì che il piano di assistenza individuale sia gestito anche insieme al caregiver. Accanto a lui, nella firma bipartisan, anche i capogruppo di Lega e PD Riccardo Barbisan e Giovanni Manildo. Non a caso questa proposta di legge è già stata ribattezzata legge Stefanildo. Moltissima soddisfazione perché abbiamo una politica che al di là delle contrapposizioni e giustamente delle diversi modi di vedere la società sulle cose serie si unisce e cerca di dare delle risposte importanti per i cittadini. Una legge sui caregiver è fondamentale e dà delle risposte in modo vero a molti cittadini veneti. Secondo uno studio della CISL su dati Istat 2019, in Veneto sarebbero circa 600.000 caregiver, quasi la metà avrebbe registrato un peggioramento della propria salute fisica e mentale a causa del carico assistenziale. Il presidente Stefani ha sottolineato inoltre come la Regione intende investire ulteriormente su formazione, sostegno e tutela di chi assiste quotidianamente un familiare. Significa fare l'interesse dei veneti. Io ci tengo a fare l'interesse dei veneti, ho firmato questa proposta di legge, l'ho fortemente voluta, potevamo fare un DDL di giunta, intestarci i meriti, dire che eravamo stati bravi solo noi. Ho preferito fare un'altra strada e credo che questa sia la strada che i veneti vogliono da noi e che vogliono da me. Voglio una Ca' Foscari vicina a studenti e studentesse. Il nuovo rettore Marco Sgarbi è pronto ad affrontare le nuove sfide che si presenteranno all'insegna dell'innovazione. Non me l'aspettavo, ma è stato un lavoro di mesi per cercare di unire la comunità intorno a delle idee per il futuro di Ca' Foscari e per affrontare le grandi sfide che le università dovranno affrontare nei prossimi anni. Il mio primo passo è quello essenzialmente di fare una squadra che mi possa aiutare a progettare una Ca' Foscari pensata in ottica multicampus. Noi qui adesso siamo nel campus scientifico di Mestre, ma abbiamo un campus anche a Treviso, abbiamo il campus diffuso di Venezia, hanno tutte esigenze diverse e particolari che vanno valorizzate. Marco Sgarbi, il nuovo rettore di Ca' Foscari fino all'anno 2031-2032, è pronto a prendere in mano il timone per affrontare le nuove sfide accademiche che si presenteranno. La competizione con le università telematiche e il calo demografico, queste sfide bisogna affrontarle con forza, cercando di valorizzare la qualità nel campo della didattica e della ricerca che ha Ca' Foscari e la sua capacità poi di trasmetterla con impatto sul territorio. Un lavoro che non guardi al futuro ma che lo costruisca. Questo credo che sia un aspetto fondamentale per le università. Le università non possono rincorrere il futuro, devono essere il motore
per la trasformazione della società, quindi dobbiamo riflettere su come impostare la nostra didattica, la nostra ricerca in modo tale da risolvere i problemi che ci saranno appunto nei prossimi anni. Professore ordinario di storia della filosofia, Sgarbi, che succede a Tiziana Lippiello, è il più giovane rettore nella storia dell'Ateneo Lagunare. È un segnale anche perché la nostra università si deve occupare principalmente di formare le nuove generazioni che siano capaci di cambiare il mondo e cambiarlo in meglio, quindi credo che sia importante valorizzare da questo punto di vista anche i nuovi giovani ricercatori, le nuove giovani ricercatrici che possono portare nuove idee per risolvere le grandi sfide del futuro. Il mio obiettivo è quello di creare una Ca' Foscari che sia vicina agli studenti e alle studentesse, ma traendo comunque esperienza dalle persone che hanno lavorato per decenni all'interno di questa università e che hanno dato grande impulso e una grande forza e prestigio al nostro Ateneo. Quindi il tema è valorizzare la tradizione per pensarla per un futuro migliore. L'insediamento ufficiale è previsto il prossimo 1° ottobre. Cyberbullismo e rischi connessi al web. A Zelarino un incontro aperto per imparare a difendersi dalle insidie della rete. La tecnologia che non deve essere demonizzata, il progresso non può essere demonizzato, però deve essere accompagnato. Un mondo sempre più interattivo, una necessità, quella della smartphone, diventata sempre più incombente nelle nostre giornate. Tra accessi, siti, password, mail, messaggi, il dedalo di rischi connessi alla rete e alla navigazione è sempre più alto. A Zelarino un confronto aperto sui pericoli del mondo digitale tra cyberbullismo, truffe online e furti d'identità, promosso dal Centro di Servizio per il Volontariato della Città Metropolitana di Venezia insieme alla Polizia di Stato. Un allarme che serve sempre parlarne perché stiamo assistendo a un cambio epocale. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di approfondire le conseguenze psicologiche e gli aspetti investigativi legati a fenomeni sempre più diffusi nell'era digitale che coinvolgono in particolare giovani e persone fragili. Un'occasione di informazione e sensibilizzazione per comprendere meglio i rischi connessi all'utilizzo quotidiano della rete e promuovere strumenti concreti di prevenzione. Non dobbiamo vergognarci di quando succede, perché ci hanno spiegato che chiunque può cadere dentro una truffa. Domenica la 16ª giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche. La cultura, la storia e il paesaggio del Veneto si preparano a diventare protagonisti della 16ª giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, in programma domenica. L'iniziativa, promossa dall'associazione e patrocinata dalla Regione del Veneto, permetterà a migliaia di visitatori di accedere gratuitamente alle dimore storiche private e pubbliche, normalmente non sempre aperte al pubblico. Appuntamento che trasformerà ville, castelli, giardini storici, palazzi e antichi complessi monumentali in un grande museo diffuso, offrendo l'opportunità di scoprire luoghi di straordinario fascino, spesso lontani dai tradizionali circuiti turistici. In Veneto saranno quasi 40 i siti aderenti all'iniziativa, sempre più alta la partecipazione dei giovani e la consapevolezza dell'importanza della tutela del patrimonio storico-artistico italiano. Ho visto un cambiamento importante da quando ero piccolo, soprattutto tra i giovani, la sensibilità che hanno nel vedere il patrimonio che abbiamo nel nostro paese e nel nostro Veneto. Giornata a cui parteciperà anche l'Archivio di Stato di Venezia. L'Archivio di Stato di Venezia custodisce nella sola sede principale dei Frari 80 km di documenti dal IX secolo fino agli ultimi decenni del Novecento. Nell'Archivio di Stato di Venezia si trova moltissima documentazione relativa al tema delle ville venete, delle dimore storiche e degli archivi familiari in generale. L'invito dunque è quello di essere curiosi e andare a conoscere le bellezze del territorio. Venire in Archivio di Stato, approfittare di queste occasioni di apertura per scoprire un mondo che è quello degli archivi storici, che permea la nostra società e che si trova ovunque e che però ha bisogno di essere conosciuto in maniera più approfondita, e queste occasioni sono preziosissime per entrare in contatto con chi ogni giorno si prende cura del patrimonio archivistico d'Italia.
La Scuola Grande di San Rocco, convegno celebrativo del centenario dell'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia. Durante l'evento presentato il volume Il centenario dell'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia, che ripercorre un secolo di trasformazioni del territorio da Porto Marghera al Mose. Circa 300 gli ingegneri che si sono riuniti alla Scuola Grande di San Rocco per il convegno celebrativo del centenario dell'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia, in occasione proprio dei 100 anni dalla sua fondazione. L'occasione anche per presentare il volume Il centenario dell'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia, che ripercorre un secolo di trasformazioni del territorio. Un libro che in sintesi parla del ruolo degli ingegneri dal 1926 al 2026, un centenario, ruolo nelle trasformazioni fisiche, sociali ed economiche della città metropolitana di Venezia, con l'obiettivo della modernizzazione e del progresso, perché questo è stato il compito degli ingegneri in questo centenario. Da Porto Marghera al Mose, alla ricostruzione del dopoguerra, alle grandi infrastrutture urbane e ambientali. Mose, che è un'opera che pure ha suscitato, diciamo così, molto dibattito all'interno della città e non solo, ma è un'opera unica al mondo. Ci sono i cambiamenti climatici, bisogna pensare a un qualcosa di integrativo e di sostitutivo del Mose. Questo lo possono fare gli ingegneri naturalmente insieme con le altre professioni, con le altre competenze e gli altri saperi che devono collaborare per far sì che la città di Venezia continui a vivere. Un aggiornamento velocissimo di cronaca: un uomo di nazionalità tunisina di 27 anni è stato arrestato dalla squadra mobile della polizia di Como a Olgiate Comasco. Era ricercato da quando il 18 maggio il GIP del Tribunale di Venezia aveva emesso nei suoi confronti e di altri 2 soggetti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un'aggressione all'arma bianca avvenuta a Venezia, in campo Sabarnaba, la sera del 22 aprile. In quell'occasione, stando alla ricostruzione della procura, con altri 2 complici, l'uomo avrebbe aggredito il membro di un gruppo rivale per questioni di piccolo spaccio, accoltellandolo all'addome e ad un gluteo. Una giornata in barca per dare ai disabili la possibilità di godere la laguna di Venezia. Sono amici speciali e si tratta di disabili che arrivano da varie associazioni del veneziano per una giornata che il Maverick Nautic Club dedica a loro ogni anno, chiamata Lagunabile, un suggestivo giro in barca nella laguna di Venezia con un corteo di imbarcazioni e gommoni fino al bacino San Marco, per poi proseguire lungo il canale della Giudecca e rientrare alla Darsena Fusina. Una giornata conclusa con una grigliata preparata dal gruppo Alpini di Saonara. Apprezzamento per l'associazione Maverick, che dà a tanti ragazzi il modo di conoscere questo ambiente, l'ambiente acquatico, tanti ragazzi che magari non avrebbero l'opportunità e grazie a loro lo possono fare. Io auguro che tutti quanti provano le emozioni che provo anch'io, perché sono veramente grandissime. Quello che noi facciamo a questi ragazzi oggi sono dei piccoli miracoli, ma non lo diciamo noi, sono le loro famiglie che lo dicono. E questo rende grande ancora di più la giornata. Lagunabile quest'anno ha coinvolto 10 associazioni, oltre 110 ospiti tra disabili e accompagnatori, 80 volontari Maverick e 23 imbarcazioni affiancate da Croce Verde, Carabinieri, Polizia, Guardia Costiera e Fiamme Gialle. Obiettivo, partendo dalla passione per il mare, quello di far vivere a questi ospiti speciali momenti di gioia, libertà e inclusione. Ed è tutto da Venezia, vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.